Chiamo Quattrocchio Filippo. Non ce l'hai sti quattro? Quanto ne hai? 26 li faccio il giorno 15. Che cosa ne pensi dell'amore? Minchia dell'amore! Che grande domande! Dell'amore! Dell'amore, che ne devo pensare? Se fossi innamorato allora penserei insomma che fosse un sentimento insomma buono, ma siccome io praticamente non sono innamorato allora... Sei stato mai innamorato pazzamente? Che cavallo! Tante volte! Io mi innamoro spesso! Voi non ci credete, ma io mi innamoro spesso! Soprattutto quando vado alla bucceria a fare la spesa. Alle volte c'è la figlia di Gioacchino Roseca Chiodi, quella che vende la biancheria, quella per i bambini, che si mette con la bancarella. E ti trovi bene c'è quando euro scende a alla pezzo, bucceria? 2,50 euro. Là c'è Margherita, pure l'altra sua sorella, caro mio, che mi fa un sangue questa, caro mio, ogni volta che la vedo mi innamoro 2 o 3 volte. E poi giustamente vado a casa a sfogarmi 5 contro 1. E che cosa devo fare? Nella privatura ti ci ha mai portato la tua Come? fidanzata? Come? La tua fidanzata nella tua privatura ti ci ha mai portato nella privatura? Lei signorina prima di tutto mi deve spiegare che cosa significa briatura, perché io sono siciliano. Veratura, dove ci portano i cavalli, siccome tu hai fatto... Ah, i cavalli, lei sta parlando di puleggia, cavallucci. Sì. Credi nell'amore questo- eterno o secondo te l'amore ha una fine? L'amore eterno. L'amore eterno. Hai avuto mai una delusione d'amore? Quindi era due cavalli. Che delusione d'amore. Guardi, me ne hanno combinate di tutti i colori. L'ultima mia fidanzata, le dico solo, a quattro se le portava, a quattro. Allora posso venire pure io? Secondo te cosa è importante in un rapporto di coppia? Ah, vede, lì proprio io devo essere sincero, la cosa importante che ci tengo io è la passione. Se non c'è passione, non è un rapporto definitivo. Tipo per esempio, che le posso dire, la mia ultima fidanzata, quella che se ne portava 4-5, quella era molto appassionata. E siccome io giustamente, a me mi chiamano berille elettronico, lei se può immaginare perché berille elettronico. E allora Allora, cosa le colpisce di un ragazzo? Cosa gli capisce? Di un ragazzo? Lei... Che cosa mi colpisce? Ma lei bene si sente, mi scusi. Ha bisogno di un bicchiere d'acqua, regia, con il cemento, un bicchiere Del d'acqua al ragazzo signore. della sua moglie, che cosa ne pensa? Del ragazzo di mia moglie, guarda, non le ho ammazzate sinceramente perché proprio in quel momento pensavo proprio a 3 cose, quindi ero tranquillo. Però le posso assicurare che se erano più di 5, forse qualcosa, ma fino a 4. Che cosa invece che non sopporti? Di chi? Di tua moglie, cose che non sopporti. Ah, questo che non sopporto è che quando io vado a casa alle volte ci dico che cosa c'è da mangiare, mi dice c'è niente stasera. Vuol dire io mi ritiro bello stanco di Si lavorare. vede che tu non lavori. No, ma io lavoro, Che lavoro c'ho fa? un bel lavoro bello pieno, sano, prendo un bello stipendio. Però Io i lavoro, soldi da tua moglie, magari... io lavoro, lei ce l'ha presente la piazza di Mondello? Ce l'ha presente vicino a Mondello, vicino alla spiaggia, dove ci sono tutte quelle macchine parcheggiate, ce l'ha Ah, fai presente? parcheggiatore. Parcheggiatore però di quello originale, cioè uno mi lascia la macchina e la trova sana, non la trova rotta, e questo è un lavoro di precisione, signore miei, e non è che per una tutte mi dichiarazione deve... d'amore? Dichiarazione d'amore quelle le faccio ogni giorno, basta che c'è qualche signorina insomma che mi lascia più di 1 euro, puoi stare tranquilla che io gli faccio la dichiarazione d'amore. Preferisci le dichiarazioni romantiche o trasgressive? Dunque, le dichiarazioni romantiche quale sarebbero? Quando uno ci dice amore mio, dal primo momento che ti ho vista, sì. e quelle trasgressive quale sarebbero? Quando dice minchia che rancolo che Hai mai avuto una cotta istantanea con un ragazzo? Che ma poi se lei si sente male, ma devo scusare, ma vedete che io sogno che se ce l'hanno puro sangue sono io, che fare? Tu credi nel colpo di Mi parla fulmine? di colpi, gli ultimi colpi che ho avuto io sono i colpi di sangue.
Perché colpe di sangue ne ho avuto qualche 4-5, l'ultimo E colpe di sangue non mi ha avuto? quando mi sono arrivate 2-3 cose da pagare a casa mi sono venute 2-3 colpe di sangue. Ah. Per cui L'ha tradito mai la sua ragazza? La sua moglie, la sua ragazza. lei mi fa questa domanda a me, ma lei lo sa come mi chiamano a me? Berilleleccione come chiamano? Se io non tradisco la mia ragazza, allora io ho finito di vivere, mi deve scusare. Tu pensi che potrebbe succedere anche a te? Cosa? Che faccio? Come ti accorgi di essere innamorato? Dunque io mi accorgo di essere innamorato quando per esempio sto andando a casa, mi viene già un colpo di fame di quello tremendo. Salgo a casa, già mi comincia a sbotolare lo stomaco, mi sento tutto sbotolamento di dentro, e mi viene tipo vomito, nausea, diarrea, poi mi viene pure diciamo colpi di scorreggi di quella raffica. Hai detto mai bugia alla tua ragazza? Lei dovrebbe fare la domanda inversa, hai detto mai la verità? Ah, No bugie. ci ha detto mai tua moglie, la tua ragazza, qualcuno? Se lei mi parla che mia moglie mi ha tradito con meno di 4, e allora C'è a posto. lei deve parlare da 4 a salire. L'ha trovato mai a sua moglie mentre che... Mentre che, bambini. mentre che faceva ginnastica. Sì. Una volta l'ho trovato diciamo soffatto. Sono arrivato a casa che c'avevo una fame da lupo veramente. E mi sentivo insomma un pochettino. Sono arrivato a casa, l'ho chiamata. Benedetta, come stai? Dove sei? Amore, sono qui! Un attimo, sono un pochettino inquietata, mi devo, insomma, riprendere un po'! Facevo in mente mia, già quando mai mi muovi tu? Sono andato in cucina, mi sono seduto tranquillamente, ho acceso la televisione, mi sono messo davanti al tavolo, ho aperto il frigorifero come al solito non c'era niente, e quindi ho detto che cosa devo fare? Ho preso mezza birra che già aveva 2 o 3 giorni che era là, Lei mi chiama Toppolia! mi sono preso un bicchieretto di birra e l'ho aspettato e l'ho chiamata. Benedetta, dove sei? Aspetta, amore, mi sto sbrigando un attimo solo! Noi stiamo in saletto, c'erano questi 4 che erano ammoscati, non si sapeva dove che stavano a dire, capito? Comunque io sono rimasto davanti alla televisione ad aspettare mia moglie che doveva finire di E tu non ci sei andata ad aprire la porta? No, perché io non è che me la immaginavo, io sapendo che mia moglie si doveva preparare, ho detto niente, ci vuole un pochettino di tempo e ho aspettato sempre davanti alla televisione. Poi ho notato qualcosa che mi cresceva, sinceramente, però ho detto ma può essere magari che il solito prurito, una zanzara. Ho notato che qua c'erano 2 bozzetti che mi stavano crescendo. Me li sono toccati, ho detto ma come mai qua questi 2 bozzetti di qua si facevano sempre più grossi, perché con uno i bozzetti sono piccoli, ma con 4 deve calcolare, insomma, cominciano a diventare coine vere e proprie. Oh yeah!